La possiamo un po' definire un po' l'angelo che in qualche modo ha impedito che ci fossero più vittime ieri. Sì, praticamente noi siamo usciti di casa, io e mia moglie, che dovevamo andare a fare delle commissioni. Siamo arrivati alla fine della via, che poi ti metti sul statale o sul ponte, e abbiamo trovato un ragazzo che ci ha fermato, ha detto: guarda, il ponte è caduto, è crollato. E lui stava già cercando di fermare altre macchine che sopraggiungevano e noi ci siamo messi praticamente distinto, mi sono messo di traverso per bloccare delle macchine che stavano sopraggiungendo, perché non si vedeva niente, c'era buio totale. È stato mosso da un impeto di generosità istintivo Stefano Zerbato, che, incurante del pericolo e dell'acqua che cadeva copiosa, ha sbarrato la strada sulla voragine del ponte crollato lanciando l'allarme. Lo abbiamo incontrato poco prima di essere convocato dai carabinieri in caserma per deporre la sua testimonianza. Stefano non si sente un eroe, anche se ha sicuramente impedito che la tragedia del maltempo a Valdagno potesse annoverare molte più vittime. Sono stato uno dei primi che ha chiamato le forze dell'ordine. Nel frattempo che io ero messo di traverso sono arrivati i vigili e hanno transenato l'altra parte del fiume, però poi sono arrivati una pattuglia di carabinieri e abbiamo detto quello che è successo. Praticamente non sapevamo che era già successo il fatto delle 2 persone che sono decedute, però abbiamo detto che abbiamo bloccato eventuali vittime. Pratica. E lei in qualche modo come si sente sapere anche questa cosa? Dico, l'ho fatto distinto, cioè se succedesse ancora lo farei distinto, non è che ho fatto chissà cosa, anche per prevenire altra gente che poteva morire in pratica.